Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma certo, buon appetito da Sammy Varin e da Radio Libertà. Mentre fischiettiamo, un verdetto della Corte Suprema britannica nega ai trans la definizione di donne. Tan, ta, ta, ta. I transgender non hanno diritto a essere riconosciuti come donne dalla legge e a condividere tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile. Accolto il ricorso di un gruppo femminista. Che succede in Gran Bretagna? E che succede qua in Italia, ragazzi? È tutto un magna magna, ma è tutto un scrivi da parte dei nostri ascoltatori. Vi abbiamo fatto scaldare anche questa mattina e sono contento perché è il mio lavoro, ma vorrei dire di più, è la mia missione, il motivo per cui ho fatto radio tanti anni fa, alla fine degli anni 70, è per cercare di comunicare, ma soprattutto ascoltare la gente. Senti cosa mi scrive Simone. Scusa se sono fuori tema, ma non ho potuto resistere. Questa mattina ho compilato il modulo per l'iscrizione di mio figlio al campeggio estivo organizzato dalla parrocchia di Malnate, siamo in Lombardia, e con stupore mi sono trovato scritto genitore 1 e genitore 2. Ovviamente ho tirato una riga e ho messo papà e mamma. Anche la Chiesa è complice. Lo abbiamo sentito questa mattina alle 9 con il sottosegretario Alessandro Morelli che ha ricordato come su Avvenire si scrive che no, sì, si ha fatto bene la Cassazione a reintrodurre i genitori 1 e i genitori 2. L'invito che Sammy Varin vi ha fatto, cari genitori, se dovrete compilare qualche modulo per autorizzare i vostri figli alla gita o cos'altro e troverete scritto genitore 1 e genitore 2, ci si fa una riga, si scrive padre e poi certamente si fa la firma sotto. La stessa cosa per la mamma. Mi sembra un invito carino. Che ne pensate? È tutto un magna magna. È tutto un scrivi. Grazie davvero per i tantissimi WhatsApp al 3406709 659. Criticate di tutto, sono contento, mi fa piacere. C'è anche un messaggio audio, sentiamo che dice questo. Signore senatore Alessandro Morelli, grazie di cuore. Prego. Anche il centro Sarca, mio figlio, 4 anni di indeterminato, deve metterlo nell'armadietto. E al grande Semi Pelatone c'è speranza. C'è crescono i cabelli, c'è che speranza. C'è speranza. Matteo, vedete come si perché riduce uno bene. Matteo Salvini, onore, capisce ad si ascoltare sente onore. ho capito, ad ascoltare Sammy Varin in una rassegna stampa qualunque. Ecco, questo è l'effetto finale, ma fa bene perché la mia rassegna stampa come la faccio io non la fa assolutamente nessuno. Abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Ma è costituzionale fare un partito religioso, mi scrive qualcun altro, indipendentemente se Islam o cattolico. Non c'entra la politica, caro mio, cara mia, ma nell'Islam sappiamo che c'entra e come la politica. Somaroni, sono passate sotto silenzio le elezioni di Monfalcone, prime prove tecniche di sostituzione. Meditate, Somaroni. Sì, per fortuna ha vinto la Lega, il centrodestra, 70% a Monfalcone, ma penso che sia solo il primo passo. Non hanno raggiunto il 3% per entrare in consiglio comunale. E attenzione che adesso i voti li ricontano, li conteranno. Un altro messaggio audio, sentiamo. Buongiorno Sammy, Lorenzo da Como. Ciao. Una piccola riflessione sulle elezioni di Monfalcone, Pordenone, eccetera. Allora, Monfalcone voleva essere preso da molti come un laboratorio elettorale, politico, assimilandolo secondo me per molti al Sudafrica di Nelson Mandela, con una piccola differenza. Il Sudafrica di Nelson Mandela era rappresentato per la maggior parte da persone che non avevano diritti, non avevano libertà e quindi tramite Nelson Mandela hanno rivendicato e hanno poi ottenuto diritti e libertà che non avevano. Monfalcone invece è una minoranza che diritti e libertà ce li aveva già
perché sono garantite dalla Costituzione italiana, e avrebbe dovuto, secondo molti, votare per un partito che quelle libertà e quei diritti li avrebbe voluti negare, reprimere, sopprimere. Quindi se questo è stato il laboratorio, meno male che è esploso. E meno male che oggi c'è questa bella notizia sulle elezioni, perché dopo l'articolo di ieri di Sansonetti sull'Unità e altre notizie che ci avevi letto, eravamo veramente in una forte depressione. Buona giornata, Sammy. Assolutamente, tu lo sai che io sono in onda come scacciapensieri, il vecchio scacciapensieri sulla TV svizzera, chi se lo ricorda? In bocca al lupo Sammy, ci mancherai alla mattina, cerca di tornare presto in forma, speriamo Raffaella, lo ricordiamo, io tra una settimana certo avrò un intervento programmato, perché lo fa il Presidente della Repubblica, non lo posso fare io, ci mancherebbe, e quindi per un po' chi ti sostituirà subito, mi chiedete, l'Antonino Danna, grandissimo Antonino, quindi è una sostituzione assolutamente importante. Certo non gli rendi facile il compito, no Enzo, assolutamente sarà semplicissimo, perché la farà molto meglio di me, come la so fare io, per fortuna non la fa assolutamente nessuno. Perché Trump non ha firmato la condanna alla Russia per attentato? Perché era ben informato riguardo ai fatti accaduti realmente, non quelli raccontati dalla propaganda che spinge all'ostilità contro la Russia. Riguardo all'arruolamento in Russia, inviterei a guardare i numerosi video che mostrano l'arruolamento forzato, anche violento, in Ucraina. Tajani, Crosetto, Meloni dovrebbero informarsi meglio ed essere meno imprudenti sul discorso armi guerra, ci scrive Ombretta. E ancora, sono tutti i WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659, oggi più che un magna magna è un scrivi, ma dovevo assolutamente ringraziarvi in qualche modo. Non c'è da vantarsi di avere un sindaco pervertito. Di chi parla? Vuol dire che perverte tutto il resto. Sai che non so di chi parla, mamma mia. Perché non c'è stata strage? C'è stata la dimostrazione che Zelensky agisce come i terroristi di Hamas. E le cagate sull'arruolamento di Putin, puntini, come vedete abbiamo degli ascoltatori che la raccontano differentemente da molti quotidiani. Buongiorno, la pubblicità del Congresso federale è una carica mattutina, è vero, è quello spot che stiamo trasmettendo, potentissimo, che trovate anche sulla pagina di Lega Salvini Premier. Un saluto ai cittadini di Monfalcone, ricordando che con la Lega lo straniero non passa. È vero, mamma mia, l'abbiamo detto tante di quelle volte, assolutamente. WhatsApp, ma anche appuntamenti da non scordare targati Lega. Io qua naturalmente vi ricordo il nostro numero 340-6709-659, non per telefonare questo, ma per inviare messaggi. Qualunque segnalazione che riguarda il vostro territorio, che riguardi Lega oppure no, è interessante? La leggiamo. Come questo. Buongiorno Sammy, ti ricordo che dal 25 al 27 aprile a Bologna, in via Galliera, si svolge l'evento Bibbia Expo, un viaggio nella storia e nella cultura biblica. All'inaugurazione interverrà Matteo Di Benedetto, che salutiamo, capogruppo della Lega in Comune a Bologna, Valeria Gamberini, consigliere della Lega al quartiere Savena. Bravo questo ascoltatore che ci segnala dal 25 al 27 aprile Bibbia Expo, un viaggio nella storia e nella cultura biblica. Oltre 80 Bibbie in diverse lingue e formati, modelli e ricostruzioni dei luoghi simbolo della storia del cristianesimo, profumi e minerali della Bibbia, laboratorio di scrittura su papiro originale. Chiaro che se siete amanti di questo genere, ma soprattutto direi abbastanza vicini alla Chiesa cristiana, 25-27 aprile, spazio di esposizione Rinos Garage, via Galliera 2/B Bologna, dalle 9:30 alle 18:30, e così facendo potete partecipare all'inaugurazione e conoscere Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune a Bologna, che salutiamo caramente. Appuntamenti da non scordare targati Lega? Beh,
Roberto Vannacci, adesso ufficialmente militante della Lega, e ricordiamo che il 16 maggio, c'è tempo, ma segnatelo, se mi ascoltate dalla zona di Napoli, a Gragnano, Roberto Vannacci sarà venerdì 16 maggio alle 17:30 all'Hotel Parco di Gragnano. Chiaro che se abitate in zona, se avete amici o parenti, e Vannacci diciamo che è uno da conoscere, diciamo così. 17 aprile, ragazzi, è domani, 17 aprile, ore 18:30, Roberto Vannacci a Gardone Riviera, in dialogo con Manuela Bresciani di Globe Today, quale cultura per l'Europa? Sfide e prospettive in un'epoca di conflitti. 17 aprile, ore 18:30, Palazzo Wimmer, ex Casino a Gardone Riviera, e alle 20:30 la cena esclusiva su prenotazione con Roberto Vannacci, che il 23 aprile arriva a Varese, via Carrobbio 3, ore 19, Liceum. Anche qui, amici di Varese, segniamo giù. È tutto finito? No, assolutamente no. Tutte le informazioni sulla Lega e sugli appuntamenti targati Lega andando sul sito legaonline.it, dove trovate soprattutto gli eventi televisivi targati Lega. E pazienza, se ogni tanto ci becchiamo le mazzate dalla Berlinguer di turno, mica ogni tanto, sempre, però non andarci, secondo me, sarebbe peggio. Che ne pensate? Sammy Varin qui vi lascia, certo, ma è una minaccia velata, visto che si parla di velo, burka, eccetera, vaffa burka, per rispondere, come scrive oggi il quotidiano Il Tempo in prima pagina. Minacciamo velatamente i nostri ascoltatori che Sammy Varin ritorna domani mattina alle 7:30. Avete ascoltato